sciopero è per riportare a trattare Federmeccanica, quindi i datori di lavoro, per rinnovare un contratto in un momento in cui l'incertezza la stiamo già vivendo per i motivi che ben conosciamo della pandemia, aggiungere la mancanza di un contratto ai lavoratori e dare ulteriori incertezze anche dal punto di vista lavorativo. Il nodo cruciale è l'aumento salariale, un capitolo della trattativa che Federmeccanica non accetta, tanto da aver abbandonato i tavoli di contrattazione nazionali. E così per giovedì 5 novembre i sindacati dei metalmeccanici hanno annunciato lo sciopero di 4 ore, ma in alcune aziende padovane i lavoratori hanno deciso di scioperare per ben 8 ore. Lavoratori che sono già da quasi un mese in stato di agitazione con blocco degli straordinari e della flessibilità e assemblee. Previsto anche un presidio di 2 ore all'esterno della sede di Confindustria Veneto Centro a Padova. Il rinnovo del contratto nazionale era atteso da tempo e doveva essere una risposta necessaria dopo i mesi del lockdown. Fase ci dovrebbe essere un senso di responsabilità che fa riconoscere ai lavoratori metalmeccanici, come abbiamo chiesto in piattaforma, il riconoscimento dell'innalzamento dei minimi contrattuali, abbiamo chiesto l'8% e la possibilità finalmente di gestire il luogo di lavoro in modo più sicuro e più a misura dei lavoratori. Importante poi la questione della sicurezza sui luoghi di lavoro, anche alla luce dell'emergenza sanitaria. Le aziende che rispettano i protocolli, garantendo tamponi periodici ai lavoratori e il cambio giornaliero delle mascherine, sono al momento in grado di gestire i contagi, cosa che però non accade dove non si rispettano le direttive sulla sicurezza sanitaria. Poi ci sono aziende invece in cui ancora bisogna far intervenire lo SPISAL per seguire le normali normative, bisogna protestare per avere il cambio delle mascherine e quindi sostanzialmente diciamo che dove si rispettano tutte le indicazioni le aziende sono un luogo sicuro, mentre dove si cerca di risparmiare, perché le aziende continuano a voler risparmiare, si hanno la diffusione del contagio.